Eccoci qua, Legs Day, mercoledì. Oggi primo allenamento di gambe della settimana. Ne abbiamo due, quindi la parte che faremo oggi è la parte posteriore. A parte il primo esercizio, che andremo a fare l'hack squat, questo qua. Per il resto andiamo a fare un focus sui posteriori. Quindi la pressa, leg press, piedi alti, per concentrarci sui bicipiti femorali, quindi sulla parte dietro. Poi faremo leg curl. E poi dopo finalizziamo con stacchi, a gambe tese, con manubri e alla fine facciamo i polpacci, come di solito facciamo sempre quando facciamo le gambe. Allora, ginocchiere, SBD, adesso vi faccio vedere come si mettono. Vado qua, la tiro giù, ovviamente ci vuole il calzettone lungo, la tiro su, così scivola bene, fino a questa altezza e poi lo capovolgo. Hop. Belle solide. Allora, abbiamo costruito il carico, prima serie lavorativa, sono 220 kg più l'hack squat, che peserà una trentina, quindi saranno circa 250 kg. Vediamo quante ripetizioni ci escono, noi diamo sempre il massimo e poi vediamo. Se l'abbiamo fatta abbastanza, magari poi saliamo col carico, o se no abbassiamo. Andiamo. Allora, siete andati bene, abbiamo fatto abbastanza, 8, carichiamo altri bene. E qua 25, 25, più 20, 20, 20, 20. Quindi abbastanza, dai, saranno quasi 300 kg, guarda. 2,90, andiamo. Se non spingete in palestra, ci avete le gambe come gli stecchini, fatti vedere un po', fatti vedere, così che si fa. No pain, no gain, ma quella non è una scritta, lo dovete fare veramente. Let's go! Ok, primo esercizio terminato, abbiamo fatto un bel po' di serie di avvicinamento per costruire il peso, 3 serie lavorative belle pesanti. Adesso andiamo a fare leg press, piedi alti, per il focus sulla parte posteriore. In questo caso facciamo una serie di avvicinamento, poi partiamo subito con la serie pesante e ne faremo altre 2 sempre belle pesanti. Andiamo!
c'è troppi pesi. Full space. Ok. Quanto è? 2, 4, 6, 8. Ok, iniziamo con la serie lavorativa. Sono 160 per lato, per 2, 320 più una pressa. Saranno 350 kg circa. Prima serie lavorativa. Andiamo. Ragazzi, quei pesi non c'entrano più. Ok, adesso così sono 2, 4, 165 per lato, 330 più il carrello saranno circa 360 kg. Andiamo. Secondo esercizio terminato, leg press. Adesso facciamo leg curl da seduto. Facciamo 3 serie lavorative, dalle 8 alle 10 ripetizioni. Andiamo. Adesso, quarto esercizio, andiamo a fare stacchi a gambe tese con manubri, mettendoci qui in rialzo sulla pedana con la punta in su per prendere bene la parte dietro. Anche qua facciamo 3 serie, belle cariche, 8-10 ripetizioni e poi ci andiamo a fare i polpacci. Let's go!
Allora ragazzi, il discorso, troppi di voi andate in palestra ma non spingete, i pesi non li spingete, andate là a fare le pugnette, dovete dare il massimo, come queste serie che abbiamo fatto, abbiamo spinto al massimo, a cedimento, che se non c'era lo spotter cadevamo a terra, così deve essere, ogni volta dovete cercare di mettere sempre più peso, ovviamente con un'esecuzione corretta, in questo caso con le gambe scendendo al massimo, ma dovete spingere, 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 perché se no i muscoli non crescono e andate in palestra a perdere tempo. Guarda come sta la maglia e ancora non finiamo l'allenamento, dovete uscire a fine allenamento che la maglia è da buttare, solo così l'allenamento è efficace, se no siete andati solo a perdere tempo, state a casa. Bello allenamento, bello intenso, 4 esercizi ma a morire, poi comunque le gambe le facciamo 2 volte a settimana, quindi altri 4 esercizi per la parte frontale ce li facciamo domenica, quindi direi che siamo messi abbastanza bene con gli esercizi sulle gambe. Adesso andiamo a fare l'ultimo, polpacci alla leg press, 4 serie, alte ripetizioni all'incirca 20, tiriamo su al massimo, teniamo 1-2 secondi fase di picco, nella fase di ritorno 3 secondi, quindi molto lento e controllato, allungando al massimo i polpacci. Andiamo. Noi il petto di pollo abbiamo già pronto sottovuoto per comodità, quindi metà di questo, il nostro Rosario ci prepara già il riso, tra un po' ve lo facciamo vedere direttamente pronto. Qua il riso accofanato e così c'è pronto, perfetto. Tac, un grammo di sale, 5 ml d'olio e si vola. Eccolo qua, pasto post workout pronto. Nostro riso, 70 grammi, petto di pollo, sale e un po' d'olio. In questo caso, perché è un pasto solido, riso e petto di pollo? Perché ti sazia di più. Spesso facciamo la crema di riso invece con le proteine in polvere, che sono ad assimilazione istantanea, diciamo. È un carboidrato ideale, come ad esempio anche le maltodestrine, il Vitargo per il post workout con delle proteine in polvere. Però questo qui solido, il riso e il petto di pollo, è un classico che non ti puoi sbagliare mai, perché il riso è un ottimo alimento per il post workout, però ci permette comunque di saziarci di più, quindi ci durerà di più, nel senso non ci viene la fame dopo mezz'ora, questo è il senso. Così anche comunque quando uno inizia un po' a stringere la dieta, i carboidrati, ti permette di durare di più per poi passare al prossimo pasto. Delle volte invece, quando invece si fa una fase di massa e di ipertrofia, ad esempio si preferisce crema di riso con proteine in polvere perché la assimi subito e dopo già mezz'ora, un'ora puoi fare un altro pasto. Alla fine è molto semplice, ci si complica la vita tantissime volte, bisogna cercare chissà quale dieta e gli allenamenti e le cose. Crescita muscolare, bodybuilding, fitness, chiamatelo come vi pare, è semplice, bisogna attenersi alle basi, allenarsi al massimo, spingere fortissimo, andare a cedimento, non lasciare niente del serbatoio, fare una dieta ben calibrata in base ai propri macronutrienti, alimenti semplici, riso, petto di pollo, merluzzo, albumi, quelli che funzionano, avena, anche semplici da digerire, e ci vuole la costanza nel tempo. Questo porta i risultati. Costanza, la disciplina ci vuole, perché all'inizio c'è la voglia, poi quando non c'è più la voglia ci vuole la disciplina. E soprattutto ci vuole il tempo, ci vuole pazienza. Tutto questo protratto nel tempo dà risultati. Però bisogna sempre essere affamati di migliorare, di andare avanti, di voler migliorare fisicamente, di farsi i ricarichi. Soprattutto vi deve piacere.
Se non ti piace non otterrai mai nessun risultato. Fare palestra, alzare i pesi è bellissimo perché ti dà sempre dei nuovi obiettivi, lo puoi riadattare al tuo stile di vita, soprattutto dà dei risultati a tutti e questa è una cosa bellissima. Quindi solo quando ti inizierà davvero a piacere, inizierai davvero ad avere risultati che non hai mai avuto e che nemmeno ti aspettavi di avere. E poi una volta che li inizi a avere diventa una dipendenza, ne vuoi sempre di più, migliori sempre di più e non ti fermi più. Bene ragazzi, video terminato, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, lasciate un like, se volete vedere altre tipologie di allenamento, se avete domande, se volete vedere qualcos'altro durante i video YouTube, lasciate un commento, mandatemi un messaggio, seguitemi su Instagram, Ivan Di Blasio, e mi raccomando, spingete sempre al massimo e non vi arrendete mai. Let's go!